Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del punteggio Elo. Lo abbiamo nominato spesso nei nostri video, i giocatori più esperti sanno sicuramente già di cosa si tratta. Chi si sta avvicinando per le prime volte a questo magnifico gioco dice: ma che cos'è sta roba? Allora andiamo a fare una serie di considerazioni. Ho preparato questa presentazione per voi. Allora, il punteggio Elo serve ad identificare la forza gioco di uno scacchista. Essenzialmente è un numero. Ci sono giocatori da 1300, giocatori da 1500, giocatori da 1900, giocatori da 2200. Ora, per fare un paragone molto da nerd, è un po' come i Pokémon. Ci sono i Pokémon di livello 1, di livello 3, di livello 5 e in questo modo tu sai se stai andando a giocare con un giocatore che è del tuo stesso livello, più forte di te, tanto più debole di te e quindi sai anche se ti andrai a divertire o no, poiché se giochi con un giocatore troppo più debole di te, la partita finirà in fretta. Quindi questo è il punteggio Elo. È stato inventato da un insegnante di fisica che si chiamava Arpad Emmerich Elo, appunto quindi Elo non è un acronimo, però si scrive comunque in maiuscolo. Ogni giocatore ha un punteggio e ad ogni punteggio corrisponde una categoria. A volte avrai sentito che ci sono i gran maestri, ci sono i maestri. Ecco, in base al range di punteggio in cui sei, hai una categoria. Andiamo a vedere queste categorie dalla più bassa fino alla più alta. Queste sono le categorie sociali. NC non classificato 1440 punti fino a 1440 punti, quindi anche 1200 sei non classificato, 1300 sei non classificato. Poi c'è la seconda categoria sociale dai 1460 ai 1469 punti, poi c'è la prima categoria sociale dai 1470 ai 1499 e mi manca una parentesi, me ne sono accorto adesso, ok? E poi arriviamo alle categorie nazionali. Abbiamo terza categoria nazionale dai 1500 ai 1599, seconda categoria nazionale, qui ci sono 200 punti di scarto dai 1600 ai 1799 e prima categoria nazionale dai 1800 fino ai 1999, altri 200 punti di scarto per arrivare alla prossima categoria. E i giocatori prima nazionale sono sicuramente già dei giocatori veramente molto forti. Andiamo avanti perché non è finita. Dopo i livelli nazionali abbiamo un candidato maestro, e chiaramente quelle sono le sigle CM, dai 2000 a 2199 punti, maestro da 2200 a 2299, maestro fide da 2300 a 2399. Secondo la Federazione Scacchistica Italiana, la FSI, che non è la FIDE, arriviamo fino a maestro, quindi il titolo nazionale più alto è il maestro. Dopodiché arriva la FIDE e vediamo che abbiamo la possibilità di diventare maestri FIDE da 2300 a 2399, FIDE, non FIDE. MI, maestro internazionale da 2400 punti a 2499 e Gran Maestro dai 2500 punti più, quindi 2006, 2007, 2008 sono tutti Gran Maestri. Volevo fare una piccola precisazione senza però entrare nel merito. Per le categorie per quanto riguarda Maestro FIDE, Maestro Internazionale e Gran Maestro c'è bisogno non solo di raggiungere quel punteggio ma di ricevere le norme FIDE. È un discorso insomma, un po' più complesso, però ci tenevo a fare questo tipo di precisazione. La cosa importante è che tu sappia che questo punteggio può variare solamente giocando tornei dal vivo. Uno dice, cavoli, voglio aumentare il mio punteggio. Non funziona se ti fai le partite online, perché i siti online ti danno sì un punteggio quando ti iscrivi, ma non è il punteggio ufficiale, non è il punteggio che ti identifica, ok? Quindi devi fare dei tornei dal vivo per iscriverti. D'altronde poi ci sono anche ognuno di noi ha tre tipologie di punteggio, ha il punteggio standard, ha il punteggio rapido, ha il punteggio blitz. In pratica se il torneo è a tempo lungo tu vai a variare il tuo punteggio standard, se il torneo è abbastanza veloce, quindi partite da 15 minuti, vai ad aggiornare il tuo elo scusami, rapid. Se il torneo giocato invece è lampo, non so, 5 minuti, 10 minuti, no, forse 10 minuti è già, no, mi devo informare. Comunque se giochi veloce vai ad aggiornare il tuo punteggio blitz.
Comunque, l'unico vero punteggio dei tre che ognuno di noi ha, il più importante è quello standard, ed è proprio quello standard che ti fa fare il passaggio da una categoria all'altra. Quindi tu potresti essere tranquillamente nelle blitz un 1008, ma nello standard sei 1500, sei ancora terza nazionale, ok? Quindi come fai a ricevere il punteggio? Ricevi il punteggio con la tessera agonistica e la puoi ricevere iscrivendoti a un club di scacchi che farà la richiesta alla FSI e alla FIDE, e riceverai la tua tessera e partirai con un punteggio di NC 1440. Chiunque inizia a giocare a scacchi parte con 1440 e se vince aumenta su questo punteggio, se perde diminuisce questo punteggio. Esatto, questo è quello che dicevamo, no? Però bisogna fare delle considerazioni. Tanto è più forte di te il tuo avversario e più punti acquisirai in caso di vittoria, no? È chiaro che se io gioco con un giocatore che ha 300 punti in più di me, se vinco, che è cosa abbastanza improbabile, se vinco è chiaro che il mio punteggio andrà a variare di molto. Viceversa, se perdo contro un avversario che è tanto più forte di me, perderò pochi punti, poiché diciamo che le statistiche sono a suo favore, le probabilità sono a suo favore. Generalizziamo un pochettino, facciamo dei numeri a caso. Ora per calcolare l'elo c'è una formula matematica tremenda e io ho semplificato e ridotto all'osso, giusto per farti qualche esempio. Supponiamo che io sia un giocatore da 1500 e sfido un altro giocatore da 1500. Se perdo o vinco, il mio elo varierà di 10 punti, quindi se vinco vado a 1510, se perdo vado a 1490. Facciamo quest'altro caso invece, io 1500 vado a sfidarmi con un giocatore da 1900, se vinco il mio elo varierà di tanto, per esempio andrò a 1518, varia 18 punti, se perdo solo una piccola parte, scendo a 1497 punti. Ripeto, sono numeri casuali, cioè non casuali, che ho così gettato lì senza nessuna formula, ma sono piuttosto veritieri a quello che ti potrebbe accadere in una situazione di questo tipo. Cosa importante, una volta che hai raggiunto una categoria non puoi più perderla. Recentemente ho realizzato un video, i migliori siti di scacchi dove giocare online. Quello che io preferisco si chiama chess.com, e su chess.com, così come anche in altri siti, ci sono giocatori titolati che giocano, ci sono candidati maestri FIDE, gran maestri che giocano online, e noi abbiamo anche l'opportunità e la fortuna di vederli giocare. E a volte vedi maestro FIDE a 1800 punti. Cosa significa? Che è un giocatore che sicuramente è forte, perché essere arrivato a maestro FIDE, tu fai conto che l'1% dei giocatori arriva alla categoria di maestro, quindi maestro FIDE è già qualcosa di eccezionale. Significa che è stato un giocatore molto forte che probabilmente per tanto tempo non ha più giocato a scacchi e il suo punteggio è sceso a dismisura, però la sua categoria non l'ha persa. Come faccio a migliorare? Affiancando al gioco allo studio. Qualcuno mi dice: io ho fatto 500 partite ma sono sempre allo stesso punto, io ne ho fatte 4000, sono sempre allo stesso punto. Non è solo giocando che si migliora, al di là di come si può pensare, magari in un videogioco riesci a migliorare solo se ci giochi. Nel gioco degli scacchi c'è tanta teoria e tanto studio dietro, non a caso ci sono libri infiniti di scacchi. Se ti vuoi perdere puoi leggere tutti i 400 miliardi di libri che hanno pubblicato sulle aperture, sul medio gioco, sul finale, sul gioco posizionale, sulle tattiche, sulle biografie dei giocatori, c'è di tutto, e il mio consiglio è quello di iniziare a studiare, non solo giocare, poiché sì, giocare sicuramente ti dà l'esperienza, ti fa scoprire qualcosa in più, ma è lo studio, esaminando le partite dei grandi giocatori, e magari ci sono anche i commenti che ti mostrano queste partite. Quindi evita solamente di giocare lampo. È divertente sicuramente giocare lampo, ti fa venire voglia di fare altre partite, vinci e perdi molto velocemente, sono partite veloci, ma questo non ti farà fare progressi solo di per sé. Giocare lampo è sicuramente divertente. Lampo cosa vuol dire? 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti, quindi non è la cosa migliore. Gli scacchi sono proprio un gioco da starci lì per ore a ragionare. Ecco, e niente, abbiamo finito questo video. Io
ti invito a visitare l'Accademia di Scacchi Online della Matto Scacco Academy se vuoi migliorare. C'è un corso per principianti che si chiama ABC di Scacchi. Reputo che sia molto fatto bene e tutti coloro che l'hanno frequentato si sono trovati molto bene, hanno avuto miglioramenti nel breve termine. Purtroppo bisogna studiare anche solo gli scacchi. Molti giocatori si rassegnano a giocare solamente e rimangono sullo stesso punteggio per anni e anni, anche decine d'anni, mentre con un programma di studio è solo in quel caso che si riesce a migliorare. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!